Conferenza stampa stamani del sindaco Firetto e dell'assessore Amel relativamente alla differenziata per fare il punto della situazione in città. Diverse le problematiche legate alla ripresa della normalità della raccolta dopo la pausa dovuta al conferimento in discarica a Siculiana che era stata fermata. Diverse le aree che sono state ripulite con raccolte straordinarie, quale quella dell'ospedale, Fontanelle e soprattutto l'idea della differenziata deve essere diversa con uguale costo, offrendo ai cittadini servizi aggiuntivi. Il confronto viene fatto con gli acconti dello scorso anno, ciascuno si aspetta di trovare una bolletta di conguaglio, quindi avendo ricevuto queste bollette ritiene che gli sia aumentata la tariffa in corso d'anno. In realtà mediamente il risparmio è del 6-7%, quindi dell'ordine dei 20-35 euro. Non ci sarà, come hai detto tu, una bolletta di conguaglio, quindi se si confrontano totalmente le bollette 2017 poi a fine anno del 2018 vedranno che c'è stato un risparmio. Nel 2019 il risparmio sarà più sensibile. L'altro tema è quello dell'evasione. Ora io ti ho detto in diverse riprese che la proprietà, diciamo la identificazione in civiltà evasori è una identificazione che non può essere totalizzante. C'è una percentuale che va in quella direzione, però c'è un'altra percentuale che invece non si iscrive all'entità dell'evasione. È pressoché fisiologico che si determinino questi contraccolpi, lo stiamo vedendo nel resto della Sicilia. Il fatto stesso che anche città che siano partite prima di noi non raggiungono i nostri livelli di differenziata sta dicendo una cosa, quanto stiano patendo le nostre comunità. Quindi non pensiamo che la causa di tutti i mali, Agrigento è l'espressione di tutti i mali. In questo momento i dati ci dicono una cosa diversa. Il primo capoluogo in Sicilia per differenziata è Agrigento. Il merito non è certamente di chi parla, il merito è degli agrigentini che l'hanno fatta e la fanno. In queste ultime giornate, in questi 10 giorni abbiamo patito una serie di conseguenze, la discarica chiusa, i ritardi nella raccolta, l'agitazione del personale delle ditte che oramai sembra scongiurato e allora ripartiamo da dove eravamo, cioè il circuito era andato in una certa direzione, va di più migliorato. Del resto abbiamo sempre detto che la differenziata è un processo per aggiustamenti. Abbiamo previsto nuovi servizi aggiuntivi. Il futuro cosa dovrà dire? Il futuro deve dire bollette che si devono ridurre sempre più, nello stesso tempo qualità dei servizi che si incrementa. L'assessore Amel ha altresì ribadito come la bolletta recapitata in questi giorni sostanzialmente non ha avuto aumenti rispetto allo scorso anno e che le raccolte straordinarie non porteranno nessun aumento futuro per i cittadini. La bolletta che è arrivata per il 2018 copre l'intera previsione di spesa per quanto riguarda la Tari del 2018. La strutturazione finanziaria di tutto il servizio, con i risultati che noi abbiamo avuto, con i risparmi che abbiamo realizzato, non prevede assolutamente la possibilità di una bolletta aggiuntiva a conguaglio. Quindi la differenza tra il 2017 va fatta con l'ammontare delle 4 bollette del 2017 più il conguaglio, da fare con la sola bolletta che è arrivata oggi per il 2018, che è la bolletta che comprende tutto il pagamento del 2018 ed è cristallizzata nell'importo.